Dopo la marcia silenziosa è ancora il silenzio a fare rumore. Da Palermo, dove alla regione è in corso il trasloco per l'arrivo dei nuovi inquilini dopo le elezioni, nessuna risposta è arrivata all'arcidiocesi e a Palazzo dei Giganti. Così il sindaco di Agrigento e l'assessore comunale alla protezione civile hanno indirizzato una nuova richiesta al Dipartimento Generale della Protezione Civile, nonché al neogovernatore Nello Musumeci e al dirigente generale dell'assessorato al territorio e ambiente. Al centro della missiva ovviamente l'ennesima sollecitazione per la messa in sicurezza della cattedrale di San Gerlando e del Colle che inesorabilmente, alla luce anche delle ultime verifiche, continua a scendere a valle con il rischio concreto di dover procedere all'evacuazione delle case e dei negozi che insistono sulla via 25 aprile. Si chiede di voler fornire cortesi e urgenti notizie circa l'attività posta in essere, i tempi di avvio, realizzazione e conclusione delle opere di protezione per neutralizzare o limitare il rischio crolli, hanno scritto Lillo Firetto e Gabriella Battaglia. La verità è una soltanto, prosegue la nota del Comune di Agrigento. L'amministrazione comunale, così come la Chiesa locale e tutta la città, aspettavano, dopo la silenziosa fiaccolata del 3 novembre, alla quale hanno partecipato almeno 3.000 persone, una risposta da parte della Regione. Un cenno sull'iter da seguire per fronteggiare il dissesto idrogeologico del Colle di San Gerlando, che se dovesse franare rischia di trascinare a valle sulla via 25 aprile la cattedrale, ma non soltanto. Ma la Regione e il sindaco Firetto non ha mandato soltanto quest'ultima diplomatica richiesta, ma anche un vero e proprio nuovo ultimatum, una diffida al dirigente del Dipartimento regionale all'ambiente. Firetto ha invitato il diffidato a porre in essere tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni tutte le attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Un ultimatum che è stato indirizzato anche al Presidente della Regione, perché in caso di perdurante inerzia e di ingiustificato ritardo, ha evidenziato il sindaco di Agrigento, assegna al dirigente del Dipartimento regionale all'ambiente un termine perentorio per l'adozione dei relativi atti, trascorso il quale provvede alla nomina di un commissario ad acta. Per la verità, il nuovo governo sta per compiere i primi passi e il vicepresidente designato Armao ha già mostrato il proprio interesse verso l'emergenza. La manifestazione di qualche sera fa mi ha molto colpito, è stato bello ma anche grave che tanti cittadini, tanti fedeli siano scesi per le strade per protestare e chiedere un intervento che paradossalmente, nonostante le grandi cariche che si sono succedute tra rappresentanti della città di Agrigento, non hanno portato praticamente a nulla. Noi realizzeremo questo intervento e lo faremo nel più breve tempo possibile. Quando cominciai a fare l'assessore nel 2009 il mio primo impegno fu la riapertura del teatro di Sciacca. Ci riusciremo anche in questa impresa.